La città di San Donà di Piave compie un nuovo passo per avvicinare i cittadini all'amministrazione e viceversa, attraverso canali di comunicazione più efficaci, intuitivi e soprattutto all'insegna della trasparenza. Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina in municipio è stata quindi presentata l'app Municipium che si prefigge di soddisfare proprio tali obiettivi. Sarà uno strumento, come diceva, bidirezionale, per cui sia il cittadino segnala quello che rileva, che ritiene opportuno far presente all'amministrazione comunale, ad esempio di guasti, di servizi, problematiche con i rifiuti, ma anche per ricevere informazioni. Penso soprattutto alle situazioni di emergenza per calamità naturali o come è stata l'emergenza sanitaria, sugli eventi che si svolgono in città, piuttosto che sulla chiusura di una strada per un evento o per un incidente stradale, per cui sarà uno strumento dove il cittadino potrà rimanere in contatto con il comune ricevendo una serie di servizi che attualmente sono distribuiti su più canali, che naturalmente manterremo attivi e che si affiancheranno a questo nuovo servizio. Però in questa maniera si utilizza un'app che riesce a geolocalizzare, cioè a identificare esattamente il posto dove c'è il problema, ma soprattutto poi rimane visibile nel suo processo di avanzamento, quindi la presa in carico, la soluzione e la chiusura, quindi ogni step viene comunicato con una mail e questo è fondamentale perché rende trasparente tutto un processo. Questa è la modalità che noi vogliamo portare avanti da adesso in poi, la trasparenza e soprattutto l'efficienza, quindi la facilità di poter segnalare. Ovviamente le persone non saranno subissate di notifiche, abbiamo strutturato con gli uffici una modalità di notifiche periodiche senza essere invasivi rispetto alla vita dei cittadini. Fatto salvo il caso in cui non sia il cittadino stesso a desiderare di ricevere una notifica. Penso ad esempio al conferimento dei rifiuti, per cui se ad esempio non ricordo quando si effettua la raccolta del secco nella mia via, posso impostare l'app per cui mi arriva la notifica nel tempo che ho previsto, per cui ad esempio un giorno prima mi si dice guarda domani ricordati di esporre il secco. Questo è un servizio che abbiamo ritenuto utile anche per evitare di andare a cercare le informazioni nei diversi canali. Diventa un contenitore che raccoglie tante informazioni che attualmente sono distribuite su più strumenti. L'app è già scaricabile, per che dispositivi si può utilizzare? Allora, è già scaricabile da Play Store, da Apple e soprattutto anche dallo store di Huawei. È un'app che si aggiorna in automatico, va bene, che praticamente è dinamica, non è un'app statica. Okay. Quindi il cittadino ogni volta che riceve una notifica o vuole andare a aprire l'app avrà sempre l'app aggiornata.